Si arricchisce di nuove donazioni la mostra dedicata al culto di San Giuseppe, allestita presso la chiesa del Purgatorio di Piazza Cavour a Favara, giunta quest'anno alla quinta edizione. Come da tradizione, all'interno della chiesa dedicata a Santa Rosalia vengono esposti una serie di manufatti legati alla tradizione giuseppina e che vengono offerte da artigiani e commercianti locali come segno di devozione verso il patriarca di Favara. Si tratta di una miniatura raffigurante un forno, un grembiule da lavoro, una veste di San Giuseppe, donazioni floreali, un'effigie raffigurante il santo con in braccio il bambino e un'opera in pasta lievitata. Numerose le creazioni del pane votivo offerto da panificatore e pasticcere della città dell'Agnello Pasquale. Alla vista della miniatura del bevaio della Giarritella prendono vita i ricordi del passato. La mostra, curata da Gaetano Scorsone e Cettina Dainotta, sarà fruibile tutti i giorni per l'intera durata dei festeggiamenti, dalle ore 10 alle ore 12:30 e dalle ore 18 alle ore 22:30.